Sono arrivati a Roma da 1000 strade, hanno camminato per giorni sotto il sole, attraversando le pieghe della quotidianità e quelle interiori, stanchi ma contenti di poter pregare con il Papa. I giovani liguri, dopo l'approdo a Portovenere, la messa e il concerto del Gen Verde, si sono uniti a Roma con migliaia di ragazzi da 195 diocesi italiane. Al Circo Massimo la festa in attesa dell'incontro con Francesco. Siamo in 150 vicentini che abbiamo camminato questa settimana lungo la Romea Strata e siamo arrivati fino a qui. Camminando tutti assieme siamo riusciti a riscoprirci tra di noi e a scoprire anche Gesù. Sono stati lasciati ogni giorno tanti messaggi positivi, tanti messaggi che segneranno, ci auguriamo, il loro cammino futuro anche. Sono stata ad Orvieto dalle suore di clausura, quindi non solo la pace che mi hanno donato, ma una gioia e un ringraziamento verso Dio in tutte le cose. Poi la notte bianca tra sabato e domenica, un tappeto di ragazzi ha ricoperto le strade di Roma, poche ore per riposarsi dalla fatica. Ed è bello anche che si siano appoggiati sulle scale, ci sono delle scene veramente di tenerezza e di dolcezza uniche, il giusto riposo dopo una fatica che è stata però desiderata e scelta. Nella chiesa di San Salvatore in Lauro, inoltre, centinaia di giovani hanno scritto su un foglietto un'intenzione sulla propria vita. Questi fogli con le preghiere dei ragazzi sono stati messi in una tasca che è proprio nel vestito che fra un po' faremo indossare a Maria e il vestito che resterà addosso a Maria appunto anche domani quando ci sarà la preghiera del Santo Padre e la consegna di questi segni. Noi vogliamo dire ai ragazzi che come Maria e come Francesco hanno detto il loro sì, anche loro possono dire il loro sì, affidarlo appunto alla Madonna. Davanti alla statua della Madonna di Loreto, con le intenzioni dentro la busta, domenica ha pregato il Papa. Dopo l'Angelus la festa è proseguita per qualche tempo prima del rientro che ciascuno ha fatto nella propria diocesi. Ciao, ciao!